822 sezioni elettorali per 648.952 votanti, 313.000 uomini e 333.000 donne. Sono i dati delle elezioni politiche 2022 nella città metropolitana di Venezia. Nello specifico, in Comune di Venezia gli aventi diritto al voto sono 187.202, tra cui 138 ultracentenari e 586 giovani che andranno per la prima volta al voto. Voto che si svolgerà nella sola giornata di domenica. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Gli elettori dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o esaurita ne può chiedere una nuova agli uffici del municipio, che rimarranno aperti per l'intera giornata. Il meccanismo di voto è lo stesso per la Camera, scheda rosa, e per il Senato, scheda gialla. Si può tracciare un solo segno sul nome del candidato uninominale e così il voto si estende anche ai collegi plurinominali. Se si vota sul simbolo del partito, il voto vale anche per il candidato uninominale. Si possono tracciare due segni indicando sia il simbolo che i 4 nomi che lo accompagnano, oppure sul simbolo e sul candidato uninominale. Non si possono in ogni caso esprimere preferenze tra i candidati nella parte proporzionale. Non è consentito il voto disgiunto, cioè votare per candidati o liste non apparentate tra loro.